Ed ora torniamo a Treviso, ma per parlare anche in questo caso di giovani, altri giovani che hanno fatto una occupazione, sono stati sgomberati appunto dalle forze dell'ordine. Sicuramente un'occupazione, insomma, è qualcosa non di regolare, no? Però è anche vero che a Treviso, così come in tante altre città del nord-est, ci sono ormai troppi spazi abbandonati da troppo tempo e quindi questo è un problema che non può essere eluso. Sentiamo allora a questo proposito Gaia Righetto di ZTL Wake Up. Siamo con Gaia Righetto, siamo di fronte all'area ex Telecom, adesso c'è un bel muro qui, nuovo di zecca. Allora a questo punto come proseguirà la vostra mobilitazione? Allora, noi sabato abbiamo lanciato un corteo che partirà alle 15 dalla stazione di Treviso e percorrerà le vie del centro della città, appunto per ribadire il fatto che crediamo che le modalità di azione dell'amministrazione comunale in particolare, che è quella che ha schierato le forze di polizia, non sia accettabile, perché quello che poniamo è un problema politico, perché gli spazi mancano e pensiamo che l'amministrazione debba prendersi carico di questa mancanza. Gli spazi non utilizzati a Treviso sono tanti, come anche in altre città del Veneto. E perché, diciamo, voi non avete fatto magari tante piccole occupazioni brevi e simboliche e invece vi siete concentrati su un'area? Allora, noi abbiamo fatto già 3 occupazioni simboliche da giugno dell'anno scorso, poi adesso abbiamo deciso di occupare permanentemente un luogo, anche se purtroppo ci hanno sgomberato, perché il problema è reale e la necessità è imminente. Non possiamo stare qua ad aspettare ancora magari altri 10 anni prima che un luogo ci venga concesso, per cui abbiamo deciso di agire concretamente e subito, portando contenuti dal punto di vista culturale, artistico, dimostrando che la cooperazione tra saperi e competenze funziona e quindi è diventato anche un esempio di eccellenza in città. Come rispondete a chi dice ma tanto insomma uno spazio si potrebbe prendere in affitto comunemente? Beh, allora, intanto per cominciare è un problema... E ovviamente andrebbe comunque recuperato lo spazio, chiaramente. Comunque è un problema di liquidità nostra, perché comunque siamo un gruppo di giovani che non ha finanziamenti né altro. E poi in ogni caso, diciamo, è anche una questione di principio, ma non nel senso che ci intestardiamo, ma crediamo che debba esserci uno spazio pubblico e non qualcosa di privato, perché di privatizzazioni qua in città ne vediamo continuamente e quello che noi chiediamo è che la deve riprendere. Bene, ci scusiamo, il servizio si è bloccato come messa in onda, ma in ogni caso eravamo oramai arrivati alla fine, tutto quello che c'era da dire era stato detto. Allora adesso